Stavamo completando il discorso, poi lo riprendiamo naturalmente con la segretaria. Tavoli di trattative di crisi ce ne sono veramente tanti e questo non è un buon segnale. Quindi, vedendo anche la slide, tra l'altro, voi avete riscontrato, vabbè, i lavoratori pensionati hanno pagato 25 miliardi di tasse in più, 25 miliardi, avete preparato anche una slide. Sanità, istruzione, non autosufficienza, casa e sicurezza più trascurate, questo lo diceva per i pensionati. E poi l'altra questione, sempre più giovani fuggono dall'Italia. Sì, e vale per l'Italia, ma vale soprattutto per il Veneto. Noi abbiamo i giovani che non vanno solo all'estero, come succede in tutta Italia, ma vanno anche nelle altre regioni vicine, quindi sia Lombardia che Emilia-Romagna. E questo perché hanno opportunità che valorizzano sia dal punto di vista economico che dal punto di vista professionale in maniera migliore. Quindi non è appetibile il Veneto non è più appetibile, come lo era una volta. Abbiamo un tema di rallentamento industriale, ormai sono oltre 30 mesi in Italia, ma il Veneto paga di più. Quando diciamo che il PIL è lo 0, per il Veneto questo dato è addirittura minore, quando in realtà, no, dicevamo, la locomotiva d'Italia. Certo. Purtroppo non lo siamo più, perché siamo una regione che lavora con la Germania molto, con l'export, e soffriamo di più questo tema, ed era tornando ai tavoli di crisi, alle politiche industriali che chiediamo a partire dall'Europa per arrivare al governo e alla nostra regione. Chiediamo degli interventi chiari proprio per rilanciare il sistema produttivo, un sistema produttivo che riconosca dal punto di vista salariale il lavoro, che ne riconosca le competenze, ma che sia anche sicuro. Assolutamente. L'altra questione era un messaggio arrivato: non ho mai visto così tanti scioperi come con questo governo. Spero e vorrei che questo Paese si svegliasse dalle vessazioni che noi cittadini continuiamo a subire. Segretaria, pensioni. Possiamo leggere qualche dato? Sì. Ad esempio le pensioni, se sì, noi andiamo a vedere la perequazione per il prossimo anno, quindi 2026, sì, che è l'1,4%, vediamo che le pensioni minime avranno 3 euro di aumento, piuttosto mi sono scritta qualche dato: chi avrà 800 euro 9 euro, chi avrà 1000 euro 11 euro, chi avrà 1500 euro, cioè di pensione, 17 euro. Sicuramente questo aumento indignitoso, cioè non puoi fare nulla con questo, non ti puoi sicuramente curare, non puoi comprare, perché abbiamo anche tanti anziani che ci dicono che non riescono neanche a prendersi le medicine, e quindi non è che non fanno più visite, non si curano più, quindi non vanno neanche più in farmacia a comprare le medicine, piuttosto che una spesa con 3 euro al mese, perché sai, una pensione minima. Poi magari devi pagare anche un affitto o devi sistemare la casa in qualche maniera. Cioè è veramente impressionante che questi dati così freddi letti non scuotano appunto le cose. No, poi teniamo conto che c'è l'affitto, ma ci sono le bollette, certo, con conti luce, acqua, gas, c'è una serie di robe che ti arrivano costantemente che sono esasperanti, cioè sono martorianti veramente, poi, per cui diventa veramente, certo, pesante sostenere il tutto. E nonostante la narrazione, insomma, del governo, perché si parla magari, ecco, queste pensioni non arrivano alle cifre indicate, magari parliamo di redditi superiori ai 28.000 euro, dai 28.000 euro ai 50.000 euro, che sappiamo benissimo anche noi non essere persone ricche, e quindi qui c'è stato lo spostamento dell'aliquota da 35-33%, ma anche questo cosa porta, diciamo, nelle tasche di quei lavoratori, di quei pensionati? Porta al massimo una variabile da 0 a 440 euro annui, quindi poi bisogna dividerli mensilmente, ma rispetto a questo il caro vita, il fatto di non avere servizi, ti porta alla fine ad essere a debito rispetto che a credito. Assolutamente. Quindi effettivamente tutte queste situazioni
non sono assolutamente positive per i cittadini e le cittadine. Un messaggio: è assurdo vedere che si faccia sciopero anche per i contratti nazionali di lavoro fermi, ma stiamo scherzando, specialmente per l'inflazione galoppante che abbiamo e un potere di acquisto dei salari abbassato del 25%. Sì, perché i contratti nazionali di lavoro, alcuni hanno avuto un rinnovo, ma non tutti. E poi ci sono i contratti collettivi, ma poi c'è la contrattazione di secondo livello che è latitante in alcuni casi, bisogna ricordarlo visto che lei si occupa del Veneto. Fortunatamente è stato e poi le pensioni saranno da piangere, esatto. Perché poi a catena, fortunatamente è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale della metalmeccanica, ma ci sono volute 40 ore di sciopero. 5 giornate di sciopero piene per avere rinnovo, è un buon rinnovo. Ma loro sono una categoria molto compatta. Sì, però voglio dire, la categoria più forte ha dovuto fare 5 giornate di sciopero per avere il rinnovo del contratto. È stato rinnovato anche quello delle telecomunicazioni e ci sono trattative importanti per molti altri contratti. E quello che risulta, parlo del Veneto che conosco bene, è che nel periodo post-Covid è stata costruita tanta ricchezza. Noi abbiamo avuto delle importanti utili nelle imprese, certo, nel 2021 e nel 2022, però questa ricchezza non è stata distribuita ai lavoratori, ed è sempre quello sono il discorso. stati dati dividendi agli azionisti. Questo ha comportato ulteriormente che anche quei lavoratori che hanno portato un grande beneficio alla loro azienda non hanno veduto riconosciuto il loro lavoro, non hanno veduto appunto quindi non consumano, quindi sono cittadini che non consumano e quindi il problema anche in Veneto e su questo anche la Regione deve aver presente è che se i redditi calano, se abbiamo lavoratori in cassa integrazione che prendono ancora meno del salario, molto meno del salario, la domanda interna come può crescere? Infatti. E abbiamo sì le grandi imprese che guardano all'export, abbiamo anche tante imprese che guardano al mercato interno, che sono oggettivamente in difficoltà. Vediamo i dati anche sul commercio, proviamo a guardare, abbiamo grandi gruppi che decidono di andare via dall'Italia, abbiamo tutta una serie di grandi aziende che hanno avuto crisi importanti, in parte superate, ma abbiamo anche chiusure di negozi, abbiamo i centri storici purtroppo in difficoltà e su questo dobbiamo interrogarci perché alla fine è un circuito davvero pericoloso a livello sociale perché le persone fanno davvero fatica. In una situazione generale che non è delle più entusiasmanti, tra l'altro. Segretaria, tra i vari punti, pensioni, viene peggiorata la legge Fornero. Ci spieghi un attimo, cosa vuol dire? Sì, nonostante tutto quanto è stato sbandierato che sarebbe stata migliorata, cancellata la legge Fornero, sono riusciti invece a peggiorarla, perché di fatto dal prossimo anno non avremo neanche più la flessibilità, quella poca flessibilità in uscita che potevamo avere con opzione donna, che comunque qualche situazione l'aveva risolta, pur con delle difficoltà poi a livello di pensione e soprattutto di importo di pensione, ma anche la quota 103, quindi vuol dire che si sta irrigidendo un sistema e soprattutto si sta allontanando, diciamo, l'età della pensione, quindi anche questo è il contrario di quello che c'era stato, per così dire, promesso e sbandierato. Però molti lavoratori, un po' anche quello che ci scrivono, molte persone ci scrivono appunto, detto sì, andare in pensione e poi ti trovi da un giorno per l'altro con una retribuzione bassissima, non ce la fai, quindi chiedi di continuare a lavorare, se l'azienda te lo concede, ti devi inventare di trovare qualche cosa. Quindi, visto che l'aspettativa di vita si è ampliata, tutte queste cose qui, per molti andare in pensione diventa veramente, inizialmente tanto auspicata, tanto desiderata, poi precipita in una situazione di crisi economica. Qui bisogna vedere anche la vita lavorativa, quindi che tipo di contribuzione si è versata. Diciamo che di queste situazioni purtroppo ne troviamo e ne troveremo sempre di più perché abbiamo lavori precari, saltuari, mal pagati. Non abbiamo parlato poi della non sicurezza sul lavoro, che è un altro problema grandissimo. Noi purtroppo in Veneto, in Italia, ma in Veneto abbiamo avuto nelle ultime settimane diversi morti caduti proprio sul lavoro, che è una cosa ormai ignobile rispetto alla quale questo governo veramente si dovrebbe impegnare. Ma ecco, diciamo, la vita lavorativa rispecchia poi quelle che sono le nostre pensioni, ma anche avere, penso a tante donne, no? Il riconoscimento del lavoro di cura dal punto di vista anche contributivo.
piuttosto che la pensione di garanzia, non diciamo più per i giovani, perché ormai non è più per i giovani, è per tutte quelle situazioni precarie, aiuterebbe, ma anche avere importi certi di perequazione delle pensioni non solo in essere ma anche future, perché ormai non corrispondono più all'aumento anche della vita, del costo della vita. Ci sono, diciamo, tante proposte che noi abbiamo partendo, diciamo, da queste situazioni. Ecco, tra i vari aspetti su cui anche aderite voi un altro messaggio, ma vi rendete conto che tutto questo è assurdo? Scioperare e pertanto non venire retribuiti per far valere un diritto? Risponda, segretario. Diciamo che innanzitutto ricordiamo che lo sciopero è un diritto costituzionale. E ecco, non dimentichiamocelo, come magari il diritto, abbiamo prima parlato della salute, della sanità, ma della salute. Ma penso anche alle pensioni, alla contribuzione, sono tutti diritti costituzionali, quindi diciamo che scioperiamo anche per i diritti che sono sanciti dalla nostra Costituzione. No, ma credo che intendesse dire è assurdo, cioè per lo so che è assurdo, diritto, certo, ma è proprio per questo, sarebbe assurdo, ma la nostra Costituzione prevede questi diritti e noi cerchiamo di renderli, per così dire, agibili e agiti. Certo che è assurdo, perché perdi la tua retribuzione per, diciamo, aumentare in questo caso diritti ma anche pensioni e stipendi. Però siamo messi così, stiamo perdendo tanto. Infatti, prego. No, è l'unico strumento che abbiamo come lavoratrici e lavoratori per protestare, per dire che vogliamo cambiare le cose. Per questo invitiamo tutte le lavoratrici e i lavoratori a scioperare e a partecipare alle manifestazioni che ci saranno in tutte le piazze, tutte le province, di informarsi, ma per essere presenti anche a dire quello che vogliamo. Allora, c'è una slide dove trovare le risorse che chiedo dalla regia di mettere in onda, perché ne accennava prima segretaria, dice anche lei, prendiamo i soldi dove sono, quindi la prima parte c'è extra profitti, grandi ricchezze, evasione fiscale, poi contribuzione, chiediamo una contribuzione, lo chiamiamo non patrimoniale perché sennò si alza subito, ma è un contributo di solidarietà che chiediamo a chi ha una ricchezza assoluta netta oltre i 2 milioni di euro. Chiediamo un contributo straordinario che però porterebbe 25 miliardi freschi. Chiediamo questo contributo straordinario, pensiamo che sia giusto chiederlo per intervenire e finanziare le politiche che servono, ma appunto da questo punto di vista pensiamo davvero che sia necessario appunto andare a trovare i soldi, perché oggi hanno pagato lavoratori e pensionati, i 25 miliardi di cui parliamo in questi 2 anni li hanno già versati. No al riarmo, corsa al riarmo. Esatto, vogliamo che quelle risorse che sono destinate o sarebbero destinate al riarmo vengano invece destinate alle persone, quindi al loro benessere, quindi al welfare sostanzialmente, al welfare tutto pubblico. E crediamo che sia importante, ecco, dirlo e gridarlo anche nelle nostre piazze il 12 di dicembre. Noi non protestiamo solo, protestiamo, ma facciamo anche tante proposte. Quindi chiediamo ai cittadini e alle cittadine tutte di venire con noi nelle piazze e di unirsi a noi, perché è importante la partecipazione, è importante. Gli obiettivi dello sciopero generale, c'è un'altra slide riassuntiva, lanciate un'avvertenza nei confronti del governo per cambiare, quindi questo è lo scopo ultimo, eccola qua. Sì, questo è lo scopo ultimo, rinnovare i contratti nazionali a partire da quelli pubblici, perché il governo, lo Stato non è un buon datore di lavoro perché rinnova i contratti sotto l'inflazione e questo è grave perché dà messaggi sbagliati. E poi appunto il tema dell'avvertenza è quella di dire noi poniamo proposte sostenute appunto anche dai finanziamenti per migliorare la condizione di vita e di lavoro delle cittadine e dei cittadini, e quindi è importante, li abbiamo detti tutti i temi,
però tener conto appunto di quello che stanno vivendo quindi davvero le persone. chiedete un incontro, quindi. Chiediamo di cambiare questa manovra. Chiediamo di cambiare questa manovra, ci hanno incontrato una volta sola e io non credo ci rincontreranno, ma noi ci proviamo. Assolutamente. Mettiamo intanto il cartellone delle sedi che io vi invito a chiamare direttamente per avere un appuntamento, vero segretaria? Assolutamente. Ecco, le vedete, prendete giornata dei numeri di telefono e di tutto, perché è lì che avete le risposte anche per le sedi più piccoline che sono sempre sui territori. Prossime iniziative? Tantissime. Dall'abitare all'ambiente, alla contrattazione territoriale sociale. Faremo un seminario la prossima settimana, affronteremo i temi classici, dal bilancio dei comuni, insomma, alle varie tematiche, a tutte queste, invece, questi argomenti nuovi che sempre più stanno spingendo, diciamo, e si stanno attuando nella nostra contrattazione territoriale sociale. Ecco, alla luce di questo io invito voi telespettatori, se siete pensionati o cosa, a mettervi a contatto con il sindacato per appalesare le vostre difficoltà nei vostri comuni, perché poi questo momento di contrattazione vuol dire che il sindacato parla con l'amministrazione comunale, il sindaco della situazione, eccetera, il Dipartimento degli assistenti sociali, e appalesa quelle che sono le criticità per risolverle. Quindi è molto importante che ci sia un interlocutore se il sindacato è a conoscenza di certi problemi, quindi vi conviene farlo. Grazie segretaria di essere stati qui con noi, grazie a voi telespettatori, vi invito a rivedere la puntata sui social, sul sito e soprattutto sul sito dello SPCGL del Veneto se siete lavoratori della CGIL del Veneto. Buon proseguimento.